Salvatore Iacolino, torna Forza Italia, lei assieme a Vicini torna assieme a Berlusconi e con il territorio agrigentino ci sono molti spazi, come pensa di muoversi? Ma intanto è un ritorno coerente alle origini. Ho fatto parte di Forza Italia per lunghissimi anni, prima ancora che Forza Italia sfociasse nel Popolo delle Libertà, poi c'è stata una parentesi. Adesso guardiamo in prospettiva non soltanto alla guida del partito, ma alla riorganizzazione del partito che passi attraverso i municipi, i territori, i consigli comunali, gli amministratori, i giovani. Abbiamo bisogno di una linfa nuova e di ringiovanire un partito che ha bisogno di chiarezza, di contenuti, di linearità e soprattutto di alleanze nel campo dei moderati. Noi siamo contro questo governo Crocetta in Regione Sicilia, così siamo contro il governo Letta a Roma. Incombono le europee, ecco, lei è un europarlamentare e ci riproverà. Ma ci mancherebbe altro. Ho lavorato 4 anni e mezzo intensamente, poi sarà il popolo siciliano con quello sardo a certificare se questa mia attività è stata concretamente sviluppata secondo le attese del popolo sardo così come di quello siciliano. Oggi noi abbiamo l'esigenza tuttavia di riorganizzare il partito in tutta Italia. La decadenza di Berlusconi, nei cui confronti vi è stata una persecuzione giudiziaria, 50 processi, 300.000 intercettazioni telefoniche, 7 procure, danno la cifra concreta di una parte di magistratura che ha certamente provato a colpire, poi riuscendovi a cuore, quello che è stato il leader e che continua a essere il leader extraparlamentare del centrodestra. Le europee saranno la cifra concreta per comprendere dove arriverà Forza Italia. Oggi siamo nelle intenzioni di voto al 21%, mentre dall'altra parte ciò che si chiama nuovo centrodestra invece è al 3-4%. Lei aveva lasciato il PDL per contrasti con Angelino Alfano, adesso lei torna in Forza Italia, Angelino Alfano non c'è più, riparte questa sfida ad Agrigento. Io ero andato via perché vi erano state delle scelte che erano incompatibili in quel momento con la mia permanenza nel partito. In ogni caso sarei approdato nuovamente in Forza Italia qualunque fossero state le scelte degli altri. Io guardo avanti con i tanti amici, tanti sostenitori e tutti coloro i quali hanno creduto nelle mie capacità di essere persona seria e credibile. Oggi però dobbiamo guardare avanti con rinnovato slancio. Forza Italia da Agrigento riparte da 3 parlamentari, lei, poi c'è il senatore Ruvolo e il deputato Riccardo Gallo. Vedremo, intanto siamo in 3, poi potremmo essere anche molti di più.